buonasera e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Vittoria nell'inchiesta sul sequestro lampo di Gaetano Nicosia, si fa strada il tradimento di un amico. Per il GIP di Catania inverosimile la motivazione dello smarrimento del cellulare che avrebbe reso impossibile la richiesta di un riscatto da 1 milione di euro. Palermo, ci sarebbe un nuovo filone di inchiesta su Cuffaro, da ieri ai domiciliari perché ritenuto a capo di un comitato d'affari illeciti. Indagini su presunte ingerenze nelle scelte dei dirigenti e dei funzionari regionali. A Caltanissetta 21 persone sono indagate per aver messo in piedi un sistema per intascare indebitamente il reddito di cittadinanza. Tra loro anche 3 agenti della Polizia Municipale e un dipendente comunale. A Catania, dopo l'incendio, la scuola Pestalozzi si rialza. Doppi turni per garantire le lezioni e gare di solidarietà per ripristinare la biblioteca distrutta. Pio e Amedeo, campioni di comicità e di incassi, al cinema con Oi Vita Mia sul podio tra i film più visti. Li abbiamo intervistati. E poi il calcio, domani al Massimino il big match con il Crotone. Nonostante le tante assenze, il Catania punta a confermare il primato. Recuperato Raimo. Bentrovati, dunque ci sarebbero diverse dinamiche dietro il sequestro a settembre del giovane 17enne vittoriese, tra queste anche il tradimento di un amico. Veronica Barbarino. Quanto mai inverosimile. Viene definita così dal GIP di Catania la versione fornita dagli arrestati per il rapimento del 17enne Gaetano Nicosia a Vittoria lo scorso settembre. Secondo gli indagati, l'intero sequestro sarebbe saltato perché il giovane avrebbe perso il cellulare, rendendo impossibile la richiesta di un riscatto da 1 milione di euro alla sua famiglia. Una ricostruzione che, secondo il giudice, contrasta con la cura con cui l'azione era stata pianificata e con le presunte ambizioni mafiose del gruppo. In carcere, ricordiamo, sono finiti Gianfranco Stracquadaini, il 50enne alla guida del gruppo criminale, Stefano La Rocca, 23 anni, e Giuseppe Cannizzo, di 41. Tuttavia, come si legge nell'ordinanza, il GIP sottolinea che è probabile, anche se non ancora dimostrato, che altre dinamiche, forse altre persone, abbiano portato alla rapida liberazione dell'ostaggio. Mancano prove certe per collegare il rapimento alle organizzazioni mafiose attive nella zona. Emerge inoltre un particolare inquietante. Uno degli amici, che era con la vittima al momento del sequestro, avrebbe fatto da basista, comunicando ai rapitori la posizione esatta del 17enne e permettendo al comando di intervenire. Le indagini proseguiranno per svelare chi ha realmente orchestrato il sequestro e perché. E c'è un nuovo filone di inchiesta in quello che è stato definito il sistema Cuffaro. Altri accertamenti riguarderebbero una comunità terapeutica psichiatrica e il centro per la formazione degli operatori sanitari di Caltanissetta, ma il GIP ha finora escluso questo filone dalle sue valutazioni. Manlio Viola. Non è ancora finita e altre cose emergeranno. 2 settimane fa o poco più il presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Craccolici, lo aveva detto in modo chiaro, lasciando intendere che le inchieste sulle gare, che si presume siano state truccate, non sono ancora note nella loro interezza e ci sono altri capitoli di questa vicenda da scoprire. Parole profetiche o forse troppo bene informate da ambienti probabilmente di magistratura. Fatto sta che alla fine di novembre, dopo che si erano conclusi gli interrogatori preventivi, la procura avrebbe depositato altri incartamenti indicizzati come esiti di ulteriore inchiesta riguardante la formazione professionale degli addetti al sistema sanitario. Questo filone di inchiesta riguarderebbe una comunità terapeutica psichiatrica e il CEFPAS, il centro regionale di alta formazione in sanità che sorge a Caltanissetta. La prima è una comunità sovvenzionata dalla regione, il secondo un ente che si vuole regionalizzare in toto. Dell'esistenza di questo filone si apprende dall'ordinanza del GIP che, nel rigettare la richiesta di sequestro preventivo di beni che la procura aveva avanzato nei confronti di Totò Cuffaro, cita questo supplemento di indagine solo per dire che non rileva su questa inchiesta, anche se portato a supporto, perché la difesa non è ancora a conoscenza di questi atti e non ha potuto spiegare come prevede la legge. Di fatto però c'è un altro filone di indagine e, con un modo di procedere ormai consolidato, l'accusa tenta di usare ogni atto sottraendolo al contraddittorio in questa fase, procedendo insomma come la legge permetteva fino a prima dell'ultima riforma.
A Caltanissetta 21 persone sono indagate per aver messo in piedi un sistema per intascare indebitamente il reddito di cittadinanza, tra loro anche 3 agenti della Polizia Municipale e un dipendente comunale. Rita Cinardi. Un presunto sistema di residenze fantasma creato per intascare indebitamente il reddito di cittadinanza è quanto scoperto dalla squadra mobile di Caltanissetta, che ha smantellato un vero e proprio circuito messo a punto per ottenere sussidi illegalmente. 21 gli indagati finiti nel mirino dei poliziotti, tra cui 3 ispettori della Polizia Municipale, un dipendente dell'anagrafe comunale e la titolare di un'agenzia di disbrigo pratiche. Secondo l'accusa sarebbero stati orchestrati falsi contratti di locazione, dichiarazioni mendaci, accessi abusivi ai sistemi informatici del comune per costruire residenze mai esistite, un meccanismo che, stando alla procura, avrebbe consentito a diversi richiedenti di superare i controlli e ottenere il sostegno economico. Gli ispettori municipali avrebbero attestato verifiche mai avvenute, mentre il dipendente comunale, sempre secondo gli investigatori, avrebbe registrato nell'anagrafe persone che in quegli immobili non avevano mai vissuto. L'agenzia privata invece avrebbe fornito la documentazione necessaria a rendere credibile l'intera operazione. L'inchiesta ipotizza un ventaglio di reati, dalla falsità materiale e ideologica all'uso di documenti falsi fino al favoreggiamento e all'abuso d'ufficio, un giro di carte e dichiarazioni costruito per trasformare appartamenti inesistenti in residenze di comodo. E adesso la politica, tra scandali, inchieste e sfiducia disinnescata contro Schifani, la Commissione Bilancio dell'Ars approva la finanziaria regionale che arriverà in aula nei prossimi giorni. PD e Movimento 5 Stelle abbandonano la riunione. Luca Ciliberti. La politica siciliana, travolta dalle inchieste, prova a reagire. In Commissione Bilancio all'Ars è stata approvata la manovra di stabilità che sarà incardinata in aula la prossima settimana, come sempre non senza tensioni. I lavori sono stati interrotti bruscamente perché l'opposizione di PD e Movimento 5 Stelle hanno protestato contro la maggioranza per via della velocità dei lavori, frutto dell'accordo tra i gruppi politici di centrodestra. Tra le norme approvate, quella che riguarda gli incentivi per spingere i cittadini stranieri a prendere la propria residenza in Sicilia, il cosiddetto modello Portogallo, per contrastare lo spopolamento. Stanziati poi 10 milioni di euro per far fronte ai dazi, via libera anche a 1 milione di euro per iniziative contro il disagio sociale, 1 milione per la progettazione del nuovo centro convegnistico Le Ciminiere di Catania e 10 milioni alla CRIAS, suddivisi equamente per le imprese artigiane e per le imprese agricole. Nella misura sono previsti anche i sostegni all'occupazione stabile nel settore privato tramite la concessione di un contributo a fondo perduto per i nuovi assunti, sono previsti 150 milioni l'anno per i prossimi 3 anni, e poi incentivi per assunzioni legati a nuovi investimenti, 150 milioni di euro nel triennio, vale a dire 50 milioni per ciascuno dei 3 anni. Tra le altre misure approvate, 15 milioni per la pulizia di strade trasformate in discariche abusive e altri 4 per la ristrutturazione dei beni confiscati. Tra i gruppi politici poi c'è fermento. Il Mondo DC, dai deputati regionali ai riferimenti nei comuni, dopo lo scandalo e l'arresto di Cuffaro, sembrano dialogare con altri partiti. Si guarda all'UDC di Decio Terrana e a Grande Sicilia di Raffaele Lombardo. Con la manovra in aula si comprenderanno meglio i veri equilibri. A Messina un detenuto è morto nel trasporto dal penitenziario di Gazzi all'ospedale dopo un malore. Sempre in carcere, aggressioni ad agenti a Palermo ed Augusta. Francesco Triolo. È morto durante il trasporto d'urgenza dal carcere di Gazzi al pronto soccorso. Adesso, sulla tragica fine di un detenuto, Nunzio Filiberto, 53 anni, deceduto lo scorso 1 dicembre, la Procura della Repubblica di Messina ha aperto un'indagine. A presentare una denuncia è stata la moglie, assistita dagli avvocati Rosaria Chillè e Giuseppe Bonavita, con la quale chiede che vengano accertate eventuali responsabilità. A gestire il fascicolo d'inchiesta è la sostituta procuratrice Liliana Todaro e al momento l'indagine contro ignoti con l'ipotesi di omicidio colposo. L'uomo si era sentito male poco prima dell'arresto e, dopo le sue condizioni di salute critiche, avevano imposto il ricovero al policlinico, avendo avuto 2 infarti per i quali era stato necessario anche un intervento chirurgico. Il magistrato ha già affidato l'incarico al medico legale per procedere all'autopsia sul corpo dell'uomo, una vicenda venuta alla luce proprio nei giorni in cui si sono registrati altri 2 episodi di violenza nelle carceri siciliane. A Palermo, a Lucciardone, 10 agenti di polizia penitenziaria sono stati aggrediti da un detenuto nel corso degli incontri in sala colloqui. 8 agenti sono stati medicati all'ingressia, mentre altri 2 sono stati portati al pronto soccorso di Termini, ma fortunatamente nessuno
ha riportato gravi conseguenze. Ad Augusta invece un detenuto ha versato olio caldo addosso ad un agente di polizia penitenziaria. A denunciarlo la segreteria provinciale dell'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria. Il poliziotto è stato medicato, la sua prognosi è di 10 giorni. Catania, la Pestalozzi si rialza, da ieri doppi turni per garantire le lezioni agli alunni del plesso distrutto dall'incendio. Intanto prosegue la gara di solidarietà per ripristinare la biblioteca. Tonino De Mana. Ad una settimana dall'incendio che a Catania ha devastato la biblioteca rendendo inagibile chissà per quanto un piano dell'Istituto Comprensivo Pestalozzi di Viale Seneca, prosegue la gara di solidarietà che sta coinvolgendo tutti, dalle istituzioni alla gente comune. Non si ferma un attimo la dirigente scolastica Elena Di Blasi, che passa da un plesso all'altro per garantire lezioni e soprattutto serenità. Sono iniziati i doppi turni, quindi i bambini, i ragazzi di Viale Seneca, del plesso centrale, il pomeriggio frequenteranno il plesso di Viale Nitta. Ci tengo a precisare che questo è stato possibile non solo grazie a tutta la riorganizzazione interna, e quindi un ringraziamento a tutto il personale docente ATA della scuola e alle famiglie che hanno ben compreso, ma anche al Comune che ci ha dotato di illuminazione esterna, perché i bambini usciranno alle 7 di sera, e soprattutto con l'accensione dei termosifoni in orario pomeridiano. Mentre gli studenti sono stati ricollocati, si lavora per il futuro. L'obiettivo è riaprire la biblioteca. La città si è mossa, avete avuto attestati di solidarietà ovunque. Esatto, libri e non solo, da parte di privati cittadini, di altre scuole, di associazioni del territorio, ma anche un aiuto fattivo nella realizzazione di una raccolta fondi istituzionalizzata. Autori sono i nostri amici di Teach for Italy. Il 2 febbraio c'è un evento e questo evento finanzierà anche cosa? Tutto il ricavato del concerto che si terrà il giorno 2 febbraio, autori carabinieri che terranno questo concerto al Teatro Massimo Bellini, verrà tutto devoluto per la ricostruzione della scuola. Intanto proseguono le indagini per risalire agli autori del raid incendiario. La telecamera che vedete potrebbe fornire elementi utili agli investigatori. Resta da capire cosa e perché abbia spinto i piromani ad incendiare la biblioteca, peraltro intitolata alla piccola Alessia, morta di leucemia nel 2023. Aumentano gli interventi dei Vigili del Fuoco rispetto al 2024, lo dicono i numeri presentati dal Comando Provinciale di Catania durante la conferenza stampa di Santa Barbara. La percentuale che aumenta di più è quella dei roghi boschivi. Orazio Longo. Dall'emergenza alluvione a Catania del gennaio scorso all'esplosione di San Giovanni Galermo, agli incendi estivi e ai roghi della ditta di smaltimento dei rifiuti della zona industriale e di quella di Belpasso, fino ad arrivare per ultimo alle disastrose immagini delle fiamme alte alle ciminiere. 17.749 interventi, quasi 2.000 in più, il 12% rispetto al 2024. Sono i numeri snocciolati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania durante la conferenza stampa di Santa Barbara. Negli interventi per distaccamento svetta Catania tra centrale, nord e sud, seguita da Acireale e Paternò. Il dato negativo migliore è di Vizzini, con meno 21% di interventi, seguita da Riposto e dall'aeroporto. Le percentuali più alte di intervento sono invece dei distaccamenti di Maletto, Adrano, Paternò, Linguaglossa, Paragonia. La tipologia di intervento più rilevante è stata quella degli incendi e esplosioni. Poi gli incendi boschivi, circa 2.000, con un più 23% rispetto al 2024, e quelli dei rifiuti, oltre 1.000. 1.300 sono stati i dissesti statici, 1.200 i soccorsi alle persone, con 440 incidenti stradali. Scoperta straordinaria a Realmonte, nell'Agrigentino. La villa romana di Durruelli si rivela molto più grande e complessa del previsto. Le ultime campagne di scavo condotte dal Parco della Valle dei Templi insieme all'Università di Catania e al CNR hanno portato alla luce nuove strutture e ambienti termali che riscrivono la storia del sito. Davide Sarto. Una scoperta che riscrive la storia della Sicilia antica. La villa romana di Durruelli, affacciata sulla costa di Realmonte, accanto alla Scala dei Turchi, si mostra oggi più grande e articolata di quanto avessimo immaginato. Le ultime campagne di scavo, frutto della collaborazione tra Parco Archeologico della Valle dei Templi e Università di Catania, hanno rivelato nuove aree e dettagli straordinari. Abbiamo individuato in particolare degli ambienti dei vani caldi, dove si conservano in maniera eccezionale
eccezionale tutti i sistemi di riscaldamento dei vani, quindi le sospensure, le pile che costituivano appunto le intercapedini, il passaggio dell'aria calda che consentiva di riscaldare questi vani. Le strutture termali della parte nord del complesso offrono ora uno sguardo unico sulla vita quotidiana nell'antica Roma. Proseguono le attività di indagine che già avviate l'anno scorso, che ci hanno permesso di delineare una storia della villa molto più complessa di quella che già gli scavi degli anni '80 del secolo scorso avevano delineato, con fasi di frequentazioni, riprese, riutilizzi, quindi fino in età tardoantica, che erano poi in realtà rimasti un po' all'oscuro nelle indagini precedenti. Durrueli conferma il suo ruolo di gioiello archeologico della Sicilia tra storia, arte e mare, e le sorprese, dicono gli esperti, sono appena iniziate. Il loro film Oi vita mia sta sbancando i botteghini. Oggi con noi gli attori protagonisti Pio e Amedeo. L'intervista di Eva Spampinato. Questo casino qua è crollato una parte del tetto della sala comune. A te? Pio e Amedeo, in questo momento siete campioni di incassi, lo sapevate? Ci dicono che si dice così, no, ci fa specie, veramente, siamo molto emozionati e lusingati, e grazie a tutto il pubblico che sta andando copioso al cinema. Quindi no, ma questo significa solo una cosa, che alla gente sta piacendo questo film che abbiamo fatto, che è un po' la paranoia di quando fai un prodotto, soprattutto per questo nuovo prodotto, che è il nostro primo prodotto alla regia, il nostro primo film alla regia. Lui c'ha un piano libero alla casa di riposo per anziani. Oh, ma che stai dicendo? Ma che veramente? I drogati da me? Dicono no, devi fare questa strategia di marketing. Una strategia c'è, che poi non è una strategia, è il passaparola, quindi se la gente va, ne parla, a noi fa molto molto piacere. Poi ce n'è anche un'altra, se mi posso permettere, è quella di far ridere e in questo caso magari far anche riflettere, toccare il cuore. Ma abbiamo fatto un film dove si parla anche dei pesetti che cadono nella vita, perché nella vita di tutti i giorni poi ci sono le cose divertenti, le cose che fanno ridere, sorridere, ma poi ci sono anche delle cose difficili da affrontare. Noi analizziamo la quotidianità, noi siamo ossessionati dall'essere credibili e nella vita di tutti ci sono gioie e dolori. Quindi noi passiamo continuamente in questo film da risate, sì, grazie, e scorrettezze, sì, il nostro mondo e tutto, ma a grandissimo C'è un lato umano affrontato anche dalla presenza di Lino Banfi, che ha un ruolo di un malato di Alzheimer, quindi affrontiamo anche il tema dell'Alzheimer. Riprende tutto quello che gli succede, così non si dimentica. Numero 3! Che numero c'hai? Il 4. 4! Il 3, ricordati il 3. Ma se non ti ricordi... Se non ti ricordi non me lo dire. È una delle protagoniste, Esther Pantano, e ci sono delle scene molto esilaranti con Esther che si è prestata anche ad un ruolo inedito anche per lei, perché mettersi ad interagire con dei comici non è mai facile, bisogna avere i tempi comici, bisogna essere bravi. Infatti quando Esther è molto brava, non brava, molto brava. No, proprio per stare con noi a un certo punto, siccome non devi stare bene per stare a parte questo, cambiamo le cose, guarda che noi le cambiamo tanto. Chi ci serve una paziente, chi sono pazienti, i siciliani, va bene a prescindere, quindi siamo partiti dalla pazienza e poi dalla bravura, che è incredibile. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, il Catania capolista, domani aspetta il Crotone al Massimino, l'anticipo vale la possibilità di continuare la corsa al comando, out Donnarumma, Raimo recupera per la panchina, Marco Carli. Lunedì la notizia del primato solitario in classifica, venerdì l'appuntamento successivo non di poco conto con il Crotone, ma di fronte al grande pubblico del Massimino, tornato Fortino Rossazzurro. La corsa del Catania continua a gran ritmo, 4 giorni di lavoro, la convinzione sempre più evidente di essere un gruppo solido che non deve sottovalutare nessuno, ma nemmeno averne paura. Il Catania di avvisi ai naviganti, cioè alle avversarie dirette, ne ha già dati tanti, ma ovviamente non bisogna fermarsi. Noi bisogna fare la partita importante per venire a capo di questa. Sono convinto di allenare questo aspetto mentale, di essere ogni partita importante, perché arrivare, a prescindere dall'avversario, ai momenti del campionato. Ci sono dei momenti e momenti. Questo è un momento del campionato dove devi spingere sull'acceleratore. Le scelte: out Donnarumma a sinistra, a centrocampo potrebbe andare Lunetta, con Quaini che torna in mezzo per la squalifica di Di Tacchio, Allegretto ancora dietro, recuperato Raimo per la panchina. Dobbiamo fare tutti insieme, i 16 che saranno chiamati in causa, una grande prestazione, perché è un momento, è una partita, non dico decisiva, ma è un passaggio importante che, se vuoi dare continuità, rimanere in testa
fino alla sosta, perché quello è l'obiettivo che ci siamo posti e vogliamo riuscirci. Catania-Crotone sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, 3 ore live con i collegamenti dal Massimino a partire dalle 20. A fine gara le interviste in anteprima. I tifosi Granata chiedono chiarezza sul futuro della Trapani Shark, questo dopo le dimissioni presentate ieri dal coach Repesa. Laura Spanò. Caos basket a Trapani dopo la notizia confermata delle dimissioni da coach di Yasmin Repesa, dimissioni che il patrono Antonini però ha respinto. Repesa nella conferenza stampa dopo la vittoria contro Reggio Emilia aveva apertamente detto dei problemi sofferti di riflesso dal quintetto. Alla notizia dell'assenza del coach croato si aggiunge anche quella che il capitano Alibegovic è stato messo fuori rosa e i tifosi preoccupati per il destino del club ieri sera si sono radunati davanti al Palasciac chiedendo chiarezza anche in merito alle voci alimentate dallo stesso patron di un possibile disimpegno della proprietà e per la tenuta del progetto sportivo. Presente il direttore sportivo Valeriano Dorta. Capisco che magari il termine ridimensionamento può aver un po' portato a pensare che debba essere per forza ad avere una squadra meno forte. Non è così, ci sono delle strategie che vengono adottate anche dal punto di vista della costruzione della squadra e quindi se abbiamo la possibilità di poterla aggiustare e ridimensionare dal punto di vista del budget è una cosa che la facciamo, ma sempre tenendo presente che le nostre ambizioni sono quelle e non vogliamo assolutamente modificarle. Una breve pausa, tra pochissimo. E per questa edizione del TG Sicilia nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata.